L'azienda attualmente è ferma, gli uffici sono stati completamente devastati. Voi non siete in grado in questo momento di riprendere l'attività? No, no, assolutamente, neanche la prossima settimana. A Santa Elena il laboratorio di falegnameria, progettazione e produzione di arredi e infissi di Mauro Girelli è fermo e non si sa quando potrà riprendere l'attività. È stato devastato da un raid vandalico che ha letteralmente raso al suolo gli uffici. Gli autori sono tre tredicenni fermati il giorno seguente, sorpresi poco dopo aver tentato di appiccare il fuoco in 5 punti diversi dell'azienda. Le conseguenze sarebbero state gravissime. Solo nel locale di verniciatura ci sono circa 600 litri di materiale. Hanno tentato con degli accendini in maniera molto maldestra di innescare forse l'incendio. Fortunatamente non ci sono riusciti e si sono limitati alla zona appunto degli uffici, perché dopo abbiamo ovviamente la cabina di verniciatura, tutto il reparto verniciatura dove sono custodite le vernici, i solventi e quant'altro. I ragazzini si sarebbero veramente fatti male se finiva bene. Il primo raid è avvenuto presumibilmente nel pomeriggio di sabato scorso ed è stato scoperto casualmente da una dipendente domenica mattina. I titolari hanno avvisato la polizia, ma è stato quando sono tornati dopo pranzo che hanno sorpreso la baby gang, fermata dai carabinieri intervenuti immediatamente. Questa è una cosa molto grave secondo me. Si potevano anche fare male, non hanno capito che dietro ogni oggetto che loro hanno devastato, ogni cosa, c'è la storia, la vita, i sacrifici, le rinunce di tanti anni di lavoro. Dentro la ditta, che dà lavoro a 8 persone, sembra sia passato un uragano. Computer, vetrate, soprammobili, sedie, suppellettili, arredi sono stati distrutti. Alcune parti dei locali sono state allagate. Solamente ricomprare i computer e riconfigurarli con i macchinari richiederà parecchio tempo e parecchi soldi. Noi abbiamo fatto una stima veramente spanometrica, saremo attorno ai 100.000 euro. Avremo anche un fermo azienda che al momento non riusciamo a calcolare, mancato guadagno e quant'altro. Insomma, comunque diciamo che tutta quanta l'attrezzatura informatica è stata completamente distrutta.